E qui siamo lungo la strada che da Silanus porta a Bortigali e per puro caso sollevo lo sguardo e mi ritrovo delle bellissime Domus Deiana, almeno così dovrebbe essere, e non le avevo mai viste e sono di fattura estremamente raffinata. Adesso provo a avvicinarmi e a dare uno sguardo all'interno. È fantastica, veramente bella. E dovrei fare il giro della collina per vedere se ce ne sono altre, ma non so se riuscirò perché abbiamo fretta di andare via. Comunque, eccola qui. Adesso provo ad avvicinarmi all'interno. Sicuramente erano fatte per delle sepolture. C'è questa cameretta qui e quell'altra loggia in fondo che non so a cosa fosse adibita, se non forse a deporre delle cose. Eccoci. Quando di che ser fatta coi bella che vi spizzinna Deo da poco noto. Fatta coi bella che vi spizzinate o da poco noto e come già menzorse e come già menzorse e che abba frisca ma caia posto in caia posto in in satte ero solo in satte ero solo quando di che fatta coi bella che vi spezzinate o da poco noto quando di che fatta coi bella che vi spezzinna ma che vi spezzinate o da poco noto come ramenzo scende da bella e abba frisca solo de che lunde te nel solo postin in satero solo una visetta una visetta con fuori che dove si da fuori de carpetto come la sa di dare come la sa di dare come la sa di dare ed eccoci all'interno ingresso del nuraghe Ovolo, comune di Bortigali, una struttura incredibilmente grande con varie stanze qui a piano terra, con questa trave di sostegno che è di dimensioni ciclopiche. Mi chiedo come abbia una boutique all'epoca riuscire a metterla su.
Questa è un'altra stanza molto buia, con questa cupoletta, e poi vediamo un po' qual è la scala per andare su, dove c'è un ragazzo che sta suonando e usando un drone per fare le riprese. Vediamo ancora, questa è una scala giù qua. Ci sono delle travi veramente sì, incredibile. Quindi la scala è qui? Questa. No. Un bigotta salve via manzane sero sia dilli E qui sono all'interno di quest'altra struttura nuragica, sempre in comune di Portigalo. C'è una serie di nuraghi che sono affiancati l'uno all'altro come se fosse un vero e proprio complesso. Qui evidentemente questa trave è anche pericolante ed è sorretta da un paletto metallico messo a difesa, insomma. Ecco qui. Che voi non hanno meno che si intende men dilli E qui siamo a Mulaggia, 700 metri sul livello del mare, un piccolo paese fantasma. Mi sono soffermato all'uscita dal paese a vedere questa costruzione, questo rudere che è di fattura veramente interessante, costruito con quest'arco finamente scalpellinato, e ho tutta la sensazione che si tratti del rudere di una chiesa, di un'antica chiesa. Almeno non posso pensare che non sia così. Qui le ore ci sono impadronite il muro e ecco, mi trovo all'interno di questa costruzione fantastica. Un vero peccato che sia abbandonata a se stessa, e mi viene da pensare appunto che di chiesa si trattasse. Qui ci sono questi alloggiamenti nel muro. Ecco, questa feritoia oltretutto mi fa pensare che si trattasse proprio dei lati dell'altare. Poi c'è ancora quello che doveva essere un altro vano, probabilmente la casa del prete. E questa uscita con questi pilastrini
scalpellinati. Non ho idea di che tipo di costruzione fosse. Comunque all'epoca doveva essere sicuramente di tutto rilievo. Trovo lungo la strada che da Mores porta verso Olbia, in una delle tante cantoniere abbandonate, almeno mi sembra di capire che sia una cantonia, una casa cantoniera. Ora entro dentro per vedere in che condizioni è, pietosa. Qui siamo al piano terra. Tutto in stato di totale abbandono. Qualche pastore probabilmente l'ha utilizzata per deposito di bestiame. Comunque vedo che insomma ci sono anche tante altre cose relative alla manutenzione